Perché la spiritualità? Un cristianesimo basato sulla sola tradizione venera un Dio dell'abitudine e della noia, che riduce le funzioni religiose a un semplice dovere, o peggio una consuetudine. Le conseguenze le stiamo sperimentando proprio in questi ultimi decenni, con un calo costante di fedeli praticanti e di sacerdoti, soprattutto in Occidente. Certo, influisce l'età media sempre più alta ed è normale per gli anziani rinchiudersi nelle tradizioni. Però in questo modo si allontanano i giovani, che non amano la staticità della tradizione, perché frena la loro spinta a mettersi continuamente in discussione. Comunque, a prescindere dall'età, il modello tradizionale è limitante. Non è adatto per chi è alla ricerca di una ragione di vita coinvolgente e totale, che solo Cristo può dare, ben al di sopra di qualsiasi ideale umano limitato nel contenuto e nel tempo. Il messaggio di Cristo è quello di un Dio vivente, il Dio del cuore, che non sostituisce ma completa il Dio della tradizione e dei regolamenti. È un Dio mite e umile di cuore, del perdono, della misericordia e dell'amore, non quello della vendetta e dei sacrifici. Un Dio che accetta e condivide la sofferenza, non quello che ne fa una ragione di vita o peggio un'arma per colpire chi non lo sa.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli carissimi, questa assemblea liturgica è preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso della città santa. Chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, benedici questi rami di olivo e concedi a noi, tuoi fedeli, e accompagniamo esultanti il Cristo nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Preghiamo. Accresci, o Dio, la fede di chi spera in te e concedi a noi, tuoi fedeli, che rechiamo questi rami in onore di Cristo trionfante, di rimanere uniti a Lui per portare frutto di opere buone per Cristo nostro Signore. Iniziamo, fratelli, imitiamo le folle di Gerusalemme che acclamavano Gesù, Re e Signore, in pace. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero a Betfage, verso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò 2 discepoli dicendo loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Slegateli, conduceteli a me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma le rimanderà indietro subito. Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Dio, dite alle figlie di Sion: ecco, a te viene il re mite, seduto su un'asina e su un puledro, sulla bestia di sopra. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato Gesù. Condossero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose sopra a sedere. La folla numerosissima stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami degli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quello che lo seguiva gridava: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome, Osanna nel più alto dei cieli. Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: chi è costui? E la folla rispondeva: questo è il profeta Gesù di Nazareth, di Galilea.
facciamo la prima lettura. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha da discepolo perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina parlo il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e ai rifiuti. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognata, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo, se davvero lo ama. Dio mio, perché mi hai abbandonato? I cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Non posso contare tutte le mie ossa. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Come ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria a tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele. Dio mio, perché mi hai abbandonato? San Paolo Apostolo ai Filippesi. Gesù Cristo, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode e onore a te, Signore Gesù. Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. Lode e onore a te, Signore Gesù. Allora, noi facciamo adesso il Patio, però facciamo la forma breve perché l'altra è troppo lunga e quindi porta un po' fuori. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo. Gesù intanto comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo: sei tu il re dei Giudei? Gesù rispose: Tu lo dici. I capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: non senti quante testimonianze portano contro di te? Ma non gli rispose neanche una parola,
tanto che il governatore rimase assai stupito. A ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato a loro scelta. Avevano un carcerato famoso di nome Barabba. Perciò alla gente che si era radunata Pilato disse: Chi volete che io rimetta in libertà per voi, Barabba o Gesù, chiamato Cristo? Sapeva bene infatti che gli avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi in sogno sono stata molto turbata per... Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi? Quelli risposero: Barabba. Chiese allora Pilato: Ma allora che farò di Gesù chiamato Cristo? Tutti risposero. Sia crocifisso. Egli rispose: Ma che male ha fatto? Essi allora gridavano più forte: Sia crocifisso. Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, lavò le mani davanti alla folla dicendo: Non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi. E tutto il popolo rispose: Il sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Allora rimise in libertà per loro Barabba, fatto flagellare perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve. Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e delle sue vesti, poi crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti nel luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano da guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: Costui è Gesù, il Re dei Giudei. Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: Tu che distruggi il Tempio in 3 giorni, lo ricostruisci. Se tu sei il Figlio di Dio e scendi dalla croce. Così anche i capi dei peregrini, facendosi beffe di lui, dicevano: Ha salvato altri e non può salvare se stesso. È il Re di Israele. Scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio. Io lo liberi lui, ora se gli vuole bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio. Anche i ladroni che con lui lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, alle 3 del pomeriggio. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: Costui chiama Elia. e subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: Lascia, vediamo salvarlo. ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due, la terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri dopo la sua resurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: Parola del Signore. Due parole sui personaggi che fanno parte di questi ultimi momenti di Gesù. Vediamo che oggi Gesù viene osannato, quindi la folla che osanna che aveva seguito Gesù, adesso lo osannava nell'entrata a Gerusalemme, quindi stendeva tappeti, rami di olivo, rami di palme e quindi fece grande festa. Poi però i giudei, i farisei in particolare, presero Gesù e lo portarono da Pilato, altro uomo, il quale cercò di salvare Gesù, però vista la insistenza dei farisei e della gente che volevano crocifiggerlo, lui si lavò le mani e lasciò che il popolo facesse quello che voleva, cioè la crocifissione. Altro personaggio è Pietro e i suoi apostoli che abbandonarono Gesù, che scapparono e lasciarono Gesù in mano ai giudei, anzi, rinnegandolo per ben 3 volte. E il Giuda che lo vendette per 30 denari. E gli apostoli di Gesù scapparono tutti, chi lo tradì e chi lo ripudiò. Quindi vediamo Gesù proprio lasciato a se stesso. Ecco, poi l'altro personaggio è Simone, che dovette portare la croce di Gesù, la portò lui, e questo è un grande significato anche per noi, che noi dobbiamo cercare di portare le croci che ogni giorno andiamo incontro, non siamo immuni di nessuno, però ecco, dobbiamo cercare di portarle con tanta serenità. Però questa serenità ci viene proprio dalla parola del Signore, dal vivere la parola del Signore. Quindi un Gesù che tramite i Vangeli, tramite la sua parola, ci ha portato a vedere in un altro modo il nostro mondo, in cui oggi ci troviamo, che è un mondo preso d'assalto da tante cose, da chi vuole avere soldi, da chi vuole avere e su tutto. Quindi oggi viviamo questo mondo in cui guerre, sacrifici, poi vediamo anche che la natura si sta scatenando, vediamo queste siccità, queste alluvioni. Quindi ecco, noi queste croci, se abbiamo fede, le portiamo senza sentirne il peso. Quindi ecco poi chi è che è stato vicino a Gesù? Maria, Giovanni e le pie d'oro, che rimasero sotto la croce,
rimasero a pregare Gesù, a essere lì, a mettersi il pezzo. Proprio queste donne sono quelle coraggiose, e Gesù a un certo momento disse: madre, ti lascio mio figlio. E a Giovanni, questa è tua madre. Quindi un Gesù che consegna la madre a Giovanni perché la custodisca, perché la porti avanti senza problemi. Quindi un personaggio che abbiamo visto in questo passaggio è il centurione. A un certo momento, vedendo tutte queste cose, vedendo il terremoto, questi sì, è il figlio di Dio, è Gesù Cristo. Quindi anche noi dobbiamo cercare proprio in questa settimana di santa, dobbiamo cercare di rivedere il nostro essere, di vedere se siamo traditori, se vediamo Cristo, oppure se siamo con Lui. Cercare di guardare, e possiamo anche rimediare, perché se ci accostiamo alla comunione, Cristo ha detto che i nostri peccati sono perdonati. Proprio prima che si ammalasse, Papa Francesco ha raccomandato ai sacerdoti di essere clementi, di perdonare sempre, perché Cristo è misericordioso sempre. Quindi con questo noi cerchiamo di vivere questa settimana e di prepararci alla prossima domenica, che è la domenica di Resurrezione, in cui anche noi possiamo risorgere. Dobbiamo risorgere se abbiamo chiesto perdono al Signore. Dobbiamo risorgere perché la nostra vita non sia una vita tormentata, non sia una vita di dolore, ma sia una vita vicina a Cristo che ci ha promesso che Lui sarà sempre al nostro fianco, e ha promesso anche che un domani Lui verrà a riprenderci per portarci al Padre. Quindi con questo cerchiamo di prepararci bene per la resurrezione del Signore, e quindi la resurrezione che sia anche una resurrezione nostra, anche del nostro animo e della nostra vita. Dio Onnipotente, la passione del tuo unico Figlio affretti il giorno del tuo perdono. Non lo meritiamo per le nostre opere, ma lo tenga per la tua misericordia. Questo unico mirabile sacrificio per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Egli, che era senza peccato, accettò la passione per noi peccatori e consegnato portò il peso dei nostri peccati. Con la sua mente lavò le nostre colpe e con la sua resurrezione ci conquistò la salvezza. E noi, uniti agli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto
e proclamiamo insieme la tua lode. Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, alto dei cieli. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, della salvezza e rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere. Ti preghiamo unitamente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisce solo che conta la vita. Rende la comunione con il nostro Papa Francesco, con il nostro Vescovo Andrea Bruno, con tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati i nostri fratelli che sono addormentati punti clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i santi, San Giuseppe, suo Santissimo Sposo, che in ogni tempo ti furono graditi. Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e guidati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, e noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberati dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri dagli turbamenti. Che si compie la beata speranza e venga ora Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Vivi e regni. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.
Beati i vivi del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sono salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà. Preghiamo. O Padre, che sei nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo Figlio, ci fai stare nei beni in cui crediamo. Fa che per la tua resurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Volgi lo sguardo, Padre, figlia, per la quale il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle mani dei malfattori e subire il supplizio della croce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Descanso delle donne, sì.
La liturgia è terminata, andiamo e siamo portatori di pace. Buona settimana santa a tutti. Lodato Gesù Cristo.